nuovo Stato di 5 milioni di abitanti, ma anche perché con l'opportunità di rifondare, di fare una ripartenza su basi nuove e quindi avere un'organizzazione statuale nuova, avere una giustizia amministrata in maniera diversa, avere una sanità diversa, un'istruzione diversa, quindi tantissimi temi su cui adesso noi altri non siamo contenti o non siamo soddisfatti, e riprogrammare, avere uno Stato veneto su somiglianza della cultura veneta, della società veneta. Adesso finimo in gloria, finimo con il discorso, con la presentazione che farà Alessio Morosin, che è qua della zona zedenoale, avvocato, difensore di Serenissimi, ed è una persona che ha avuto anche una parentesi politica in Consiglio regionale del Veneto. A te la parola, Alessio. Grazie ad Alessia, grazie a tutti voi che siete venuti numerosi questa sera, e credo che stasera uscirete con qualche idea in più. Io spero qualche idea. Si sente? Ah, ecco. Uscirete anche con i timpani un po' danneggiati. Dicevo, è una serata importante perché è il momento, lo capite benissimo tutti, che è estremamente delicato, grave e importantissimo. Io ho tante cose da dirvi, non so da dove cominciare, so che diverse sono le esigenze che ognuno di voi ha. Io ogni volta cerco di toccare l'argomento da una prospettiva diversa, perché c'è qualcuno che ci segue, ma chiedo scusa a coloro i quali non daremo risposte nel nostro intervento diretto, ma sono convinto che dopo, se qualcuno ne ha voglia e desiderio, avrete il microfono per porre delle domande. Anzi, c'è un signore che già si è prenotato prima perché vuole portare la sua esperienza. Perché Veneto Stato? E come Veneto Stato? Allora, perché Veneto Stato? In quanto in conseguenza di un fallimento delle istituzioni italiane. Ormai noi del Veneto, questo territorio, la nostra gente, non ha più motivo di continuare a rimanere nel patto sociale che ci lega all'Italia. I tempi sono maturi per parlare di indipendenza in modo serio, non folcloristico, non insultando gli altri, ma spiegando il nostro progetto, che è un progetto serio, possibile, oggi necessario, non più solo un diritto, come diceva Gianluca, ma oggi sempre più un dovere. È necessario perché se l'Italia, o meglio, come qualcuno mi ha fatto notare e lo condiviso immediatamente, le istituzioni italiane sono fallite, è un nostro dovere per noi e per i nostri figli e per chi verrà dopo di noi cercare di trovare una risposta. Io ho qui con me, me la porto sempre, un documento importante che è la Costituzione della Repubblica Italiana. Sembra quasi una provocazione che io di Veneto Stato venga a parlarvi incidentalmente della Costituzione italiana. Ma siccome noi abbiamo i piedi per terra, abbiamo la volontà di parlare positivo del nostro progetto, ma abbiamo anche la seria determinazione di non dimenticare quali sono stati i gravi errori dei nostri rappresentanti politici che hanno partecipato e vissuto all'imbroglio italiano, al fallimento italiano, alla distruzione che l'Italia con le sue leggi o le mancate azioni governative ha portato nel nostro territorio. Questo è il documento che hanno festeggiato loro i 150 anni
che dicono che il documento fondante e fondamentale, il patto sociale dell'Italia, che è stato più maltrattato e tradito dalle istituzioni italiane. Non sono io certamente un pubblico ministero nei confronti di un'Italia morente che mi fa solo tristezza e quindi non si infierisce contro chi sta morendo. Però noi parliamo di legalità partendo da un'esperienza che è la violazione della legalità, la violazione del patto fondante d'Italia, che è la Costituzione del 1948. Lo scriveva qualche giorno fa Michele Ainis, che è un docente di diritto costituzionale all'Università Roma 3 e che è editorialista del Corriere della Sera. Vi invito sempre a leggere i suoi articoli, anche se spesso non li condivido, però offrono degli spunti interessanti. È un articolo che fa venire i brividi, perché si innesta in quello che io voglio mettere alla base delle mie considerazioni. Ricordavo in partenza quello che diceva Calamandrei in assemblea costituente, diceva che il respiro della democrazia è garantito soltanto dal fatto che gli attori dell'attività istituzionale, del meccanismo istituzionale, siano a loro volta ispirati da regole democratiche. E citava due articoli che ci sono in questa carta, tra i tanti, perché si potrebbe parlare lungamente, ma due importanti, e li ha spiegati e io li ho qui con me. Due articoli che sono uno relativo ai partiti e al loro funzionamento, l'altro relativo ai sindacati. Quello dei partiti è l'articolo 49, quello dei sindacati è l'articolo 39. E io ve li leggo. Ve lo leggo perché bisogna partire dalla conoscenza dei problemi, dalla realtà, per poi dare rilevanza a quello che stiamo facendo noi. Allora il 49 dice che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Con metodo democratico. Ora, dal 1948 ad oggi, nessun partito, e gli effetti li vediamo, non è il caso di citare Lusi, poveretto o disgraziato, non mi interessa giudicarlo. Sapete voi quanti sono gli inquisiti attualmente? La settimana scorsa la Corte dei Conti ha detto che la corruzione e il malaffare è moltiplicato dai 20 anni a questa parte. Ebbene, nessuno dei partiti politici, di quelli che oggi vorrebbero governare addirittura il cambiamento, addirittura parlano di riforme costituzionali, bene, nessuno di questi è costituito in osservanza del principio costituzionale del metodo democratico. E Ainis citava cosa è accaduto nel 2008. Un signore è salito sul predellino dell'auto e ha detto: oggi farò un partito che si chiama PDL. Sul predellino dell'auto, il congresso, il Consiglio nazionale, non esiste. Un altro, il suo socio, che è il presidente della Camera, ha deciso di aderire a questo nuovo partito sciogliendo il suo con un comitato, il Consiglio nazionale, ignorando l'assemblea degli associati, in dispregio totale e assoluto del metodo democratico. E questi oggi parlano di riforme costituzionali. Non parliamo del sindacato perché è la medesima cosa. Sapete come conclude il professor Ainis questa che vi invito ad andare a leggere, perché è dell'11 febbraio. Dice: questa è una frode alla Costituzione. Una frode. Non l'abbiamo detto noi di Veneto Stato che ce l'abbiamo, noi vogliamo parlare del nostro progetto. Non ci sentirete mai parlare male degli altri partiti, però parlare dei fatti che viviamo, questo è il nostro dovere. È una necessità, perché noi stessi dobbiamo imparare a valorizzare i passaggi della democrazia, perché senza democrazia non si combina assolutamente nulla. E allora noi parliamo di legalità e di democrazia. E qualcuno ce l'ha fatto notare, ma le voci si fanno sempre più flebili a mano che la conoscenza raggiunge il pensiero di tutti quelli che si avvicinano a noi. Ma come può essere un percorso legale quello che da tutti, da quelli meno attenti dico io, da quelli meno informati, si appalesa un percorso contro la Costituzione o in distonia, in difformità, in conflitto con la Costituzione? E io vi dico che il nostro percorso invece è un percorso
che vive di legalità per le ragioni che cercherò brevemente di spiegare. È intriso della legalità, è intriso di quella legalità che altri hanno calpestato. Vi ho fatto solo due esempi, potrei citarvi le regioni costituite dopo 23 anni, ma la Carta è piena di violazioni. Questa Carta costituzionale, quando vi dicono che è un bel documento, io confermo, è una delle più belle costituzioni del mondo, la più tradita, come una bella donna che è la più tradita di tutte. Questa è la Costituzione italiana, e quindi noi guardiamo al cuore del problema, quella legalità che altri hanno calpestato, noi vogliamo farla valere. Invece come superi, come si può andare oltre questa contraddizione che appare insuperabile, appunto, che appare altissima? È semplice, è semplicissimo. Bisogna alzare il nostro sguardo all'orizzonte, avendo la consapevolezza che viviamo in un mondo dove non c'è solo l'Italia e la Costituzione italiana, viviamo in un mondo al quale l'Italia partecipa, e quindi anche noi veneti, e siamo inseriti in un meccanismo, in un ordinamento internazionale nel quale ci sono delle norme, dei principi che hanno cogenza all'interno del nostro ordinamento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono direttamente applicabili, non si possono approvare, ratificare quando è bello, no, usare parole auliche, i diritti fondamentali della persona, i diritti fondamentali dei popoli, e quando c'è qualcuno che vuole esercitarli mandare magari i carabinieri o minacciare di mandarli. Guardate che se siamo in tanti non mandano nessuno, assolutamente. Ebbene, di cosa parlo? Parlo di quello che fino alla fine della seconda guerra mondiale era un mero principio politico, che è il diritto all'autodeterminazione. Oggi quel principio che era politico è diventato un principio di diritto, cioè vuol dire, come accennavo prima, norma imperativa, norma che chi ha fatto propria e approvato la Carta delle Nazioni Unite, l'Italia è sempre in testa quando si tratta di festeggiare, di sottoscrivere, è anche norma che deve essere rispettata dall'Italia. E quindi il passaggio è un passaggio facile, io ve lo spiego nel modo più semplice, più banale, più accessibile. È quello quando vi dicono ma l'Italia è una indivisibile. No, abbiamo sentito per 12 mesi, fortunatamente adesso è finita la pseudo festa di 150 anni. La Carta dell'Italia è una indivisibile, sì, è vero, l'Italia è indivisibile, ma io non contesto la Carta, pensate, non contesto neanche il Presidente della Repubblica, dico che ho il diritto mio e vostro, in un momento di emergenza, in un momento in cui sono soffocati i diritti fondamentali della persona, di alzare lo sguardo e cercare un altro orizzonte, se c'è, nella legalità. E qual è quest'altro orizzonte? È l'orizzonte del diritto internazionale. O mi dicono che la Carta dell'ONU è una cosa che non esiste, che non ha spazio nel nostro ordinamento, e voglio sfidare se ce n'è uno che ha il coraggio di dirmi questo. Nessuno può negare l'evidenza. C'è anche un bel palazzo delle Nazioni Unite dove ogni tanto vanno a pettinarsi di qui davanti alle telecamere per fare discorsi importanti, dove è andato anche il Papa Paolo Giovanni II, e ha citato Piero Bertolini, che è il mio validissimo braccio destro, adesso grandissimo organizzatore, l'ha citato la settimana scorsa leggendo il discorso che ha fatto il Papa all'ONU sul diritto all'autodeterminazione. Su questo diritto, che è un diritto delle genti, diritto universale, diritto che viene dal diritto naturale, vuol dire che viene prima del diritto positivo, del diritto scritto o consuetudinario. Se è naturale vuol dire che è congenito all'uomo. E infatti la Carta dell'ONU è una Carta dei diritti dell'uomo che è diventata, ripeto, regola. Ebbene, questa Carta, all'articolo 1,2 e all'articolo 55, riconosce esplicitamente il diritto all'autodeterminazione del popolo. Ed è quello che noi invochiamo. Quindi superiamo il rilievo della unità e indivisibilità della Repubblica, richiamandoci una norma che è non contro la Costituzione italiana, ma che è oltre, che è al di sopra, che è al di là della Costituzione italiana, ma che è una norma applicabile in Italia. O negano che l'ONU esista, negano che la Carta dell'ONU
abbia questo diritto esplicitamente riconosciuto, oppure evidentemente devono accettare il ragionamento che impostiamo. Ma poi Lodovico ha accennato, e anche Gianluca, il mondo dopo la seconda guerra mondiale aveva circa una settantina di stati, oggi sono quasi 200. Ci sarà qualcosa da capire perché si è evoluto in questa direzione, si è evoluta in questa direzione l'organizzazione statuale dei vari territori e dei vari popoli che occupano questa terra. È perché il diritto non è, come vado dicendo ogni volta, un qualcosa di statico, perché altrimenti non ci sarebbe la storia. La storia evolve con gli uomini, sono gli uomini che decidono, siamo noi che decidiamo. Come diceva Rousseau nel patto sociale, bisogna andare a quei livelli, bisogna andare a ricercare nella storia, diceva che la Costituzione non è una cosa data, non è una cosa che qualcuno ha scritto per noi ed è quella per sempre e per tutti. No, è un qualcosa in divenire, un qualcosa in evoluzione, un qualcosa che possiamo anche pensare diversamente. E allora noi invochiamo questo diritto. E guardate, recentemente, nel luglio 2010, proprio per risolvere un problema analogo a quello che stiamo ponendo noi, che peraltro sta vivendo la Scozia, l'ONU è stato investito dal Kosovo un problema relativo alla dichiarazione unilaterale di indipendenza di quel territorio, di quel popolo. Il Kosovo ha detto: noi vogliamo essere, Kosovo sapete è una regione della Serbia, e il Kosovo ha detto: noi vogliamo essere uno Stato indipendente e sovrano. Come che il nostro Consiglio regionale dicesse domani mattina, valorizzando peraltro quello che io avevo fatto 13 anni, 15 anni fa, 14 anni fa, nel 98, valorizzasse questo diritto all'autodeterminazione. E allora hanno detto che noi ci riteniamo, ci proclamiamo, in forza della Carta dell'ONU, uno Stato indipendente e sovrano. La Serbia gli ha detto: ma neanche per sogno, voi siete, la Serbia è una realtà unita e indivisibile, è quello che diceva Napolitano, che ha detto, che dice, e quindi non potete farlo. Loro sono andati all'ONU, l'ONU gli ha detto: questo è un problema politico ma è anche un problema giuridico, e allora hanno incaricato un tribunale, la Corte di Giustizia Internazionale, ponendo il quesito se è possibile che uno Stato si dichiari autonomamente indipendente e sovrano. La Corte, con una bella sentenza difficile, un po' più per gli addetti ai lavori, ma comunque molto interessante, nelle sue conclusioni dice: se un popolo ha la forza, ha l'identità, ha le motivazioni, ha l'energia e il sostegno, ovviamente col consenso democratico ed elettorale, per questo obiettivo, nessuno lo può fermare. E quindi noi del Veneto rispetto al Kosovo siamo 100 volte sopra rispetto alla loro realtà, perché noi dalla nostra, con molta più serenità di argomentazione, abbiamo una storia millenaria di organizzazione sovrana di questo territorio, abbiamo un'identità socio-economica, l'80% dei veneti parla il veneto a casa, nei rapporti di lavoro. C'è una omogeneità territoriale, c'è anche un senso di solidarietà. Pensate solo alle donazioni del sangue. Il Veneto ha una solidarietà in questa direzione che è straordinaria, ma in tante altre realtà c'è un modo di concepire i rapporti sociali diverso che altrove. E poi, effettivamente, oggi c'è una necessità di guardare all'indipendenza, perché non abbiamo alternative. Perché che qualcuno ci dica, vi dica: rimaniamo in Italia perché bisogna essere solidali, a me pare che sia l'invito del comandante Schettino, che ha detto mentre la nave si stava piegando, e qualcuno ahimè l'ha ascoltato: entrate nelle vostre cabine. E abbiamo visto chi l'ha ascoltato. Guardate che quelli che l'hanno ascoltato sono quelli nei paesi in cui un ordine dato da un superiore ha valore, perché le leggi sono rispettate sempre, perché gli ordini sono ordini e la legalità è legalità. Fortunatamente da noi, ricordavo tempo fa la signora di Verona,
che non ha ubbidito all'ordine che davano gli altri parlanti, che entrare nelle cabine, si è messa sulla toglia, la parte alta, in un angolo dove mi sono accucciata, quando se qualcuno mi tocca non lo faccia perché lo mangio. Ha detto voglio vedere dove va. Pensate quei poveretti invece che interpretando la legalità come dovrebbe essere sono andati nella cabina e sono finiti a fondo. Vi chiedo, volete voi andare a fondo per una solidarietà che non ha più ragione di esistere? No! Allora, se è così, bisogna ragionare in termini di prospettive positive, di orizzonti diversi. L'altra sera, dopo l'intervento, una signora ha detto un mio conoscente, ma non ho sentito parlare del progetto politico, mi è venuto freddo. Dico, come non ho sentito parlare del progetto politico? Se non è un progetto politico questo, cosa voleva che parlassimo degli ospedali, delle infrastrutture, delle 800 aziende che sono andate nell'ultimo anno in Austria e Slovenia perché si pagano tasse che si sa prima quanto sono, tasse accettabili, imposte ragionevoli. Cosa voleva che le dicessimo questo? Il discorso che ha fatto il nostro segretario economista, tra l'altro all'Università Ca' Foscari, è stato chiaro. Se abbiamo 20 miliardi di prelievo in più, non so se mi è sfuggito, perché ogni tanto mentre lui lo racconta mi metto nei panni vostri, nei panni di chi ascolta, e qualcuno penso che fraintenda, che equivochi sul fatto che questi 20 miliardi sono tutte le tasse che paghiamo. No, sono oltre. Dopo che abbiamo pagato tutto, si prendono altri 20 miliardi, che vuol dire, come diceva lui, 4.000 euro a testa, bambini e anziani compresi, vuol dire una famiglia di 4 persone, 4 per 4 sono 16.000 euro all'anno, in 10 anni la casa, 160.000 euro. Vi pare che questo Stato, che comunque ha le istituzioni che sono al fallimento, possa avere da noi una solidarietà per morire qualche anno più avanti? Ma neanche per sogno. Sarebbe solo un gesto di follia verso i nostri figli, verso chi viene dopo di noi. Abbiamo una responsabilità generazionale che non possiamo più rinviare. Dovremmo vergognarci a pensare in termini di solidarietà espressa in questa formula. Che mi interessa è questo: non confondete mai, e voglio andare a concludere perché poi lasciamo spazio a voi, che è un concetto che mi piace, sembra difficile, ma lo tradurrò se riesco in termini molto spiccioli, molto elementari. Non confondete mai, non confondiamo mai quella che è la legalità con quella che è la legittimità. È una distinzione che può apparire da avvocato in tribunale, non è così, è semplicissimo. La legalità è la legge, come dice la parola, no? Tutto quello che è legge è legale, è semplice, legge legale. Ma non è detto che quello che è legale sia legittimo. In relazione al patto sociale, guardate che è argomento di un'attualità impressionante. Quando lo Stato fa una legge, è ovvio che è legale, è la legge dello Stato. Non è pensabile non qualificarla legale, nessuno si sogna, nemmeno io sarei sciocco a dire che non è legale. Però nessuno può impedirmi di valutare se quella legalità, quando assume livelli così elevanti di pressione rispetto ai diritti fondamentali della persona, questo che dovete imparare, che dobbiamo imparare per noi, rispetto ai diritti fondamentali della persona, lo diceva Victor Huckman l'altro giorno, che Victor Huckman è un professore di diritto tributario all'Università di Genova. Quando il prelievo fiscale assume i rilievi, assume i livelli attuali, siamo di fronte non più a un atto legale, siamo di fronte a un esproprio dello Stato, e quindi vengono contaminati, vengono compromessi, vengono mandati al cestino i diritti fondamentali della persona, e quindi sorge il diritto di resistenza. E sapete cos'è il diritto di resistenza? È il diritto base della Carta dell'ONU che giustifica l'esercizio del diritto di autodeterminazione dei popoli.
Quindi non facciamoci confondere, guardate che l'argomento è semplice, si potrebbe approfondire, si può approfondire. Mi scuso con qualcuno che ha esigenze più tecniche, magari in modo separato o ulteriore in altra sede possiamo ampliarlo, ma questa è la sintesi. Ormai tutti i commentatori liberi sottolineano ed evidenziano questo passaggio ed è fondamentale. Quando si intaccano i diritti fondamentali della persona si ha il diritto a discutere la consistenza del patto sociale. Questo è un altro profilo in forza del quale è giustificata la nostra azione legale per l'indipendenza. Questo è fondamentale che noi lo comprendiamo, perché altrimenti non avremo ragione della nostra vittoria. Ci temono perché noi utilizziamo quella legalità che loro hanno calpestato, che stanno calpestando. In questo momento la stanno calpestando. C'è un Parlamento che oggi ha votato un decreto mille proroghe che porterà disastri nei prossimi mesi per tutti noi, in varie forme, che è stato votato insieme sottolineo, da quasi tutti quei due gruppi che alle ultime elezioni si proponevano come maggioranza e opposizione. E se votano insieme vuol dire che il voto dei cittadini non è contato a nulla. Quindi oggi non è vero che siamo in un passaggio democratico, e quei parlamentari che votano, che hanno votato, lo hanno fatto esclusivamente perché non sanno che cosa fare se vanno a casa, perché nessuno di quelli verrebbe rieletto, nessuno. I partiti sono terrorizzati, ci guardano con inquietudine, perché vedono poi delle persone preparate, vedono delle persone che hanno un progetto serio, vedo delle persone che non parlano male degli altri. Noi riferiamo fatti, quando citiamo anche questi momenti, sono fatti della vita politica, non è un giudizio critico in se stesso, è un giudizio nella sostanza dei comportamenti che toccano i nostri diritti, quindi abbiamo il dovere, altrimenti saremmo delle persone che non meritano rispetto. Questi sono i punti fondamentali. Quindi il nostro è un percorso legale che ormai la gente accoglie in modo spontaneo. Ci sono contatti quotidiani perché la gente capisce. Abbiamo un piccolo problema che dovremmo farci conoscere anche a quelle persone che sono meno attente, che non leggono i giornali, che non ci vedono in forme pubblicitarie dirette. Bisognerebbe farlo, chissà che qualcuno anche qui dentro magari ci aiuti economicamente. Abbiamo bisogno di far conoscere questa idea, che ripeto non è contro qualcuno, perché una volta che sarà realizzata, e io sono convinto che sarà realizzata in tempi molto stretti, sarà un esempio virtuoso anche per il resto dell'Italia e delle altre regioni. Io sono convintissimo di questo. E poi siate coraggiosi, siamo coraggiosi, perché non siamo soli in Europa. Mi accennava prima il segretario Pizzati, ormai la Scozia è una realtà indipendentista in piedi, ma sarà questione di un anno, ormai 2 anni, nel 2014, perché ha già la maggioranza all'interno del Parlamento scozzese. A maggio dell'anno scorso hanno preso 69 deputati su 120. Nel programma elettorale, come faremo noi, avevano inserito il percorso referendario per l'indipendenza. Se la gente vota un programma elettorale che ha questo obiettivo, democraticamente, elettoralmente, nelle cabine elettorali, chi può fermarlo? Quindi siate fiduciosi. Quando sento dire ma sarebbe vero, vorrei anche a me, mi piace, ma mi pare impossibile. No! Se non siete convinti voi, non andiamo da nessuna parte. Se siamo in tanti, sapete che cosa fanno? Ci chiedono loro, e anche gentilmente, di sedersi dall'altra parte del tavolo, perché la realtà che sta andando oltre, se non l'abbiamo capito, preparatevi al peggio. Ma vi rendete conto che di notte vi dicono per i distributori, c'è gente che vergognandosi va a fare 5 euro di benzina? C'è ancora a 0 gradi, siamo in bassa temperatura, siamo alla povertà, solo che c'è la dignità della gente, la dignità, che è la dignità veneta, ma non è accettazione supina di un percorso di depredazione, di furto, di Stato, come diceva Ainis, che è fallito.
stabilito che è un frodatore